Siamo belli, siamo belli, poi nelle webcam, signori, ci si vede che sembra di essere in televisione. Va lì. Siamo due fratelli. Spostati un po' più in qua che ti si vede tutto, ecco. tutto. Non so se avete capito che c'ho di fianco, ma è proprio lui, l'angelo dei Canta Milano! Buona Padania a te! Ben ritrovato in musica indipendente, il settimanale appuntamento con il territorio, la musica territoriale, le buone vibrazioni del nord, del centro e del sud, tutto ciò che in lingua e in dialetto ha la precedenza, ma noi comunque siamo aperti a qualunque vostra produzione. Se siete artisti e se da poco che suonate o da tantissimo che suonate volete una ribalta nazionale come quella di Radio Padania, contattate il Sammy Varin, scrivete a sammy.varin@radiopadania.net, portatemi il vostro CD qui in via Bellerio 41 20161 Milano, citofonatemi, parliamo anche per citofono, non c'è problema. Sì, basta schiacciare il campanello. Citofonare Varin e qualcuno vi risponde. Oggi parliamo prettamente in lingua milanese o comunque lombarda con i Canta Milano, che non hanno bisogno di presentazioni. Ogni volta che ci sono Canta Milano su Radio Padania, oggi ti ho condiviso su Facebook e sono arrivate un fracco mi piaci di qua, mi piaci di là, insomma. Bene. Sappiamo che sono conosciuti Canta Milano anche da più generazioni. Quest'anno facciamo 20 anni. Però... Siamo ancora ragazzi. Siete ragazzi, però state... appena maggiorenni. Ma state abbracciando comunque tante generazioni, cioè chi non è più giovane, ma anche i giovanissimi che si avvicinano al dialetto da poco e che vogliono qualche cosa di un po' divertente anche da canticchiare. Si scherza a volte con la lingua, con il dialetto. E allora tuffiamoci subito all'ascolto di un pezzo. La traccia numero 1 che mi hai portato di questo CD che non abbiamo ancora trasmesso, mi dicevi. Cosa c'è su? Ti sei segnato l'Expo? No. Dai, è quello che hai sognato l'Expo. L'Expo. Dai ragazzi, diventa tutto vero tra poco e avremo anche le strade. Maroni finalmente ha avuto qualche soldino in più per completare le varie superstrade, tangenziali, autostrade, eccetera. Quella di Cassano Magnago arriverà per ultimo. Ho sentito questa brutta notizia. Dove abito io me la finiscono nel 2017, ma fa niente, meglio tardi che mai. Allora io me la sogno davvero, l'Expo.
È tutto vero, l'Expo veramente tra un anno di questi tempi la vivremo qui. Tutto intorno a Milano ci sarà un caos, milioni di persone che si riverseranno a vedere questa esposizione universale e mi hanno detto che ci sono cose che si mangiano e questo è importante, già una cosa che mi piace, per cui sarà importante avvicinarsi al territorio e scoprire tutto quello che il territorio padano e italiano sa offrire. I Canta Milano su Radio Padania Libera, tra poco daremo anche tutti i contatti dove trovare la musica dei Canta Milano e come ricevere a casa direttamente il CD dei Canta Milano. Musica chiaramente in lingua e in dialetto, però vedete fuori dal normale, non sono quei pezzi che fanno dormire, che parlano di cose tristi, certo, c'è anche il pezzo più impegnato, certo. Ma i Canta Milano sono divertenti, questa è gente che ricorda le vecchie osterie dove si battevano i pugni sul tavolo, si prendeva la forchetta contro il bicchiere e si faceva un po' di casino, questa è l'atmosfera dei Canta Milano e se li invitate a una delle vostre feste, chiaramente dovete essere disposti poi a fare casino. Sempre, noi siamo nati casinisti. È quello, quindi se avete occasione, stiamo parlando con i vari segretari di sezione, ma anche con i sindaci, con i presidenti di provincia, di regione, quel che l'è, se avete occasione di mettere in calendario un po' di musica in lingua e in dialetto, tra poco daremo i contatti per invitare i Canta Milano. Ma a proposito di contatti, adesso vogliamo fare due chiacchiere con chi le canzoni le ascolta, le seleziona e poi manda avanti gli autori e gli interpreti di queste canzoni, perché no, magari regalando loro un masterclass. E qui parliamo molto difficile, Angelo, ci ho messo un po' anch'io a capire, non sono sicuro di aver capito bene Salè, però adesso glielo chiediamo. Abbiamo in linea la Francesca, che salutiamo. Ciao Francesca! Ciao a tutti, buongiorno. Ben trovata su Radio Padania Libera, Song and Sound Session. Qui, sai, noi stavamo parlando in dialetto milanese, ci hai trovato un po' impreparati. Praticamente sono in corso le iscrizioni per partecipare a questo masterclass per autori e interpreti di canzoni. Al vincitore il premio Giancarlo Bigazzi, ma non solo. Francesca, ti lascio spiegare di cosa si tratta facendo un appello figlio d'Apollo chiaramente a tutti coloro che fanno musica, che sono autori e interpreti di canzoni, perché qui il piatto è interessante. Dici di cosa si tratta. Sì, decisamente un piatto ricco. Infatti, Song and Sound Session è un progetto musicale dedicato agli autori e interpreti di canzoni delle regioni quest'anno Piemonte, Lombardia, Liguria e Veneto, quindi il nord Italia. Poi nelle successive edizioni allargheremo a livello nazionale l'evento. E si articola in più momenti, appunto come dicevi tu, stiamo iniziando, anzi abbiamo iniziato con le selezioni, sono già in atto, attraverso le quali verranno scelti 5 autori e 5 interpreti di canzoni che abbiano compiuto i 16 anni. Hai selezionato fino a che età si può? Non c'è limite di età, anche l'Angelo partecipa, anche l'Angelo. Benissimo. L'importante è che siano non professionisti e quindi esordienti anche. Mi sa che lui c'ha la pellaccia, niente da fare, lo riconoscono subito. Scusami che ti interrompiamo. Figuriamoci. Niente, a questi selezionati verrà offerta questa masterclass residenziale che si terrà presso il centro Anidra all'interno nell'entroterra del Tigullio, quindi nella provincia di Genova, e durante questo laboratorio residenziale i 10 selezionati lavoreranno per 5 giorni di seguito insieme a 4 tutor che sono 4 professionisti del mondo della musica. Realizzeranno durante questi 5 giorni un loro brano inedito in modo completo e professionale. Non finisce qui comunque, perché nell'ultima fase successiva, in luglio, i 5 autori e 5 interpreti parteciperanno durante l'evento in Birra Sound, sempre al centro Anidra, a questo concorso per aggiudicarsi il premio Giancarlo Bigazzi, che come ben sappiamo
Giancarlo Bigazzi è un autore famosissimo che ha fatto la musica italiana dagli anni 60 in poi, che ci ha lasciato 2 anni fa. Bello. Sì, è molto, molto bella come Soprattutto progetto. è un'esperienza particolare per un artista o aspirante tale, rinchiudersi per un po' di giorni completamente nel mondo musicale a contatto con degli esperti, con dei professori che ti insegnino bene a provare la musica, a provarla sul tuo corpo, ad ascoltarla. E in questi 5 giorni non si farà altro che fare musica, è vero, Francesca? Sì, fare musica in un contesto naturale, nel silenzio, e quindi decisamente concentrati proprio solo su quello. Forte, mi piace come idea. Senti, allora, dici prima di tutto le coordinate, su quale sito internet andare, dove trovare maggiori informazioni, e che bisogna fare anche abbastanza in fretta perché le iscrizioni sono arrivate quasi alla fine. Esatto, sì, infatti la prima cosa da dire è che le iscrizioni termineranno per gli interpreti, e quindi cioè per i cantanti, il 20 di marzo, dopodiché seguiranno le audizioni, i cantanti verranno convocati nelle 4 regioni, mentre invece gli autori hanno un po' più di tempo perché non hanno le audizioni e quindi potranno iscriversi fino al 31 di marzo. Le coordinate per trovare tutte le informazioni, per scaricare il bando, per scaricare i moduli di iscrizione e tanto altro, sono il sito del Centro Anidra, e cioè il cui indirizzo è www.centroanidra.it. www.centroanidra.it per avere maggiori informazioni su questo Song and Sound Session, che uno si spaventa un pochettino, dice non sciogli lingua, però alla fine è un masterclass che uno si spaventa ancora di più, dice cacchiolina. In poche parole, vincete una preparazione, una clausura per un po' di giorni con professionisti della musica che vi valuteranno, che vi daranno consigli, che vi faranno incidere un pezzo, ma poi non è finita, perché insomma a chi si riesce a far notare positivamente c'è il premio Giancarlo Bigazzi, per cui cose belle. Esatto. Io direi chiunque è giovane e riesce effettivamente a staccarsi dalla propria zona, perché questo Centro Anidra, ricordiamo, si trova in provincia di Genova, giusto? Sì, provincia di Genova. Esatto, chi non ha impegni di lavoro importanti e riesce in qualche modo a staccarsi, l'esperienza sarebbe fantastica. Ecco. Sì, aggiungo solamente che appunto a proposito di impegni di lavoro o di studio, la masterclass si svolgerà durante il periodo delle vacanze pasquali, quindi anche chi ha impegni di lavoro o chi ha impegni di studio non ha scuse e quindi potrà partecipare, perché si svolgerà proprio dal 17 al 22 aprile. Bello Francesca, grazie davvero di queste comunicazioni e se ti va possiamo lasciare aperta una finestra su quello che succede al Centro Anidra e magari nelle prossime settimane ci aggiorniamo e ci fai sapere un attimo come sta andando. Assolutamente sì, molto volentieri. Dai, grazie Francesca, buon lavoro, alla prossima! Ciao. Grazie a voi, arrivederci. Ciao, e noi naturalmente spezziamo una lancia per tutti i giovani artisti che ascoltano Radio Padania, che sognano di entrare nel mondo dello spettacolo. È un po' come sognare all'Expo, non è facile, e ce lo dice l'Angelo dei Cantamilano, che appunto da una vita che si tuffa in questo mestiere a tempi alterni, perché comunque tu hai passato anni ad andare continuativamente in televisione. 13 anni ho fatto, 13 anni. Da un estremo all'altro, poi naturalmente la crisi e questo ha toccato la buletta assolutamente, però il bello dell'artista, quando poi si forma chiaramente un portafoglio importante di persone che ti conoscono, che poi proseguono le feste private, dai semplici, si fa per dire, matrimoni, alle feste della Lega, a qualunque altra situazione dove ci si vuole divertire, ai ristoranti, perché vi dicevo, la musica dei Cantamilano si adatta benissimo per un momento conviviale di allegria. Intanto io apro le linee 0266203529 per chi ci ascolta nella diretta del martedì e vuole salutare l'Angelo dei Cantamilano, ma intanto diamo già, direi Angelo, un
contatto per chi ci sta seguendo e magari volesse invitarvi a una prossima festa. Diamo un contatto sia su Facebook che anche telefonico. Prendete carta e penna. Allora, il mio cellulare è 338 71 94 453. Ripetiamo bene, che uno non aveva la penna o non li scriveva. 338 71 94 453. Oppure i Cantamilano, tutto attaccato, @tin.it. E voilà, inutile dirvi che l'Angelo lo trovate anche su Facebook, sei un internettaro anche tu, e quindi sai, anche a volte il metodo più veloce, posto di scrivere un'email e vado direttamente su Facebook, esatto. È un metodo velocissimo di contatto. Voi siete pronti a qualunque prova, metteteli alla prova. Noi anche senza microfono lavoriamo. Ed è ancora più bello. Ancora più, come si faceva una volta. Girare con la chitarra tra i tavoli, questi sono i piaceri della vita. Dai, lanciamo un altro pezzo. Cosa sentiamo? La prossima invece è una conversazione tra un chitarrista e la sua chitarra. Porco. Chitarra stramba. Chissà cosa si dicono, però prima c'è la telefonata. Pronto? Ciao, sono Matteo. E là, a proposito, vedi, di artisti, eccone qua uno, il Matteo Tiraboschi. Ciao Matteo. Tutto bene, sì, complimenti. Grazie. E allora, da te cosa si muove invece? E da me c'è uno spettacolo che questo venerdì vi attende tutti, a Grumello del Monte. Ti ricordi che ti ho inviato? Sì. Raccontaci, ne ho parlato anche stamattina nella mia trasmissione, un qualche cosa che non vede soltanto la tua partecipazione, o meglio la vede anche come organizzatur, come si dice, dal punto di vista artistico, ma ci sono vari artisti. C'è Sara Corna, c'è il Bepi, Olvava, c'è la Blind Band, c'è Christian Delord, Luciano Taddesta, Francesca Fagiani, Laura Nava, Alberto Toti, tantissimi artisti, tutti per raccogliere fondi per Jenny. Alle 19 c'è la pericena, alle 20:30 si inizia al Palafest di Grumello del Monte. Infatti fammi ringraziare la sindachessa Nicoletta Noris e tutta l'organizzazione, che hanno fatto le cose veramente alla grande, ci stanno ospitando veramente come dei fratelli. Quindi... senti, qui chiaramente c'è il tuo zampino anche come organizzazione, da una parte quindi una serata per fare del bene, dall'altra parte per ascoltare grande musica, inutile dirlo, il Bepi, il Matteo Tiraboschi che non è da meno, e tutti gli artisti che avete ascoltato. Ci sono anche, ho letto, gli aperitivi di Polentone, Polentuan, esatto, quello che fa la polenta su a Bergamo Alta, te la dà nello stracchettino da portare via. Orco cane, ragazzi, qui, solo per questo bisogna farci un giro, davvero. Come per saperne di più, cercatemi su Facebook, Matteo Tiraboschi, mi trovate tranquillamente, senza nessun problema. Grazie Matteo, grazie per questa segnalazione. Buon spettacolo. Un abbraccio a voi, grazie. Ciao. Vedi come non sarà di qui, approfitta, vai dentro e ricorda. Pronto? Complimenti a tutti. Quella. Sono Mario da Pavia, io ho telefonato per una cosa un po' frivola, comunque anche noi siamo frivoli. Allora, la trasmissione dell'Avvocato Patruno dell'Aspes è una trasmissione interessantissima per chi ha dei problemi, ma la sigla è la parte migliore. La sigla che mi pare sia quando scende giù dalle scale, che incontra la portinaia che gli dice che la figlia ha litigato col fidanzato, è troppo bello. A Milan? Sì, il titolo è A Milan se vivi in sci. Milan se vive in sì, è vero, è bellissimo. E chi dice che la giornata, la P9 sconsumata, senza corde sopra il dì, ma che stracata. È bellissima. Vedi, Canta Milano saltano fuori a sorpresa nella programmazione. Grazie a te, caro. Sei anche sigla di una trasmissione di Radio Padania, non lo sapevo. Non lo sapevo. Queste cose si sanno. Facciamo 4 chiacchiere con la chitarra. Dai, vediamo cosa gli dice la chitarra. Il Canta Milano!
Gli applausi anche dall'altra parte del vetro. Questa è musica, questo grazie al mio maestro Marco Biassoni, grande chitarrista, grande, una chitarrina di quelle che non stavano zitte, non volevano stare calme. Siamo in diretta, se ci seguite il martedì potete entrare in questo momento facendolo 0266 203529 e parlare con i Canta Milano, con Angelo Truffi, che trovate tranquillamente su Facebook, pronto a intervenire alle vostre feste, al vostro ristorante e al vostro appuntamento che volete rendere ancora più bello e divertente con un po' di musica, non soltanto quella tradizionale, i classici della canzone milanese, ma anche con tutti i nuovi pezzi che Canta Milano si inventano sugli argomenti più strani e strampalati. Ci sono poi anche delle canzoncine particolarmente dotate per un pubblico riservato che si cantano soltanto esatto. Chiaramente dovete richiederli. I Canta Milano fanno anche quella musica da osteria che deve essere davvero da osteria, quindi ci vogliono un po' di parolacce, ci vogliono un po' quello che ha sempre fatto divertire i nostri padri e i nostri nonni e fa divertire anche le nuove generazioni, perché vedo che sempre più spesso in questi rari appuntamenti purtroppo che ci sono nelle osterie e nei ristoranti anche le nuove generazioni iniziano ad avvicinarsi e questo è un buon segno, qualcosa si muove ogni tanto. Sentite adesso dell'euro. Prima era solo la Lega, adesso è Twitch contro l'euro. Sì, ho sentito questa cosa, ancora una volta devo capire bene se ci vogliono fregare i voti o ci prendono per i fondelli. O forse hanno capito che abbiamo ragione. Adesso forse si è messo anche Beppe Grillo, ma noi non ci fidiamo assolutamente, perché questo cambia idea ogni 10 minuti, signore. Ha parlato anche di federalismo, di secessione. No. Fidatevi dell'originale, così come diciamo fidatevi della musica dei Canta Milano, del Sammy Varin, quello sicuramente, perché sono uno dei pochi che continua imperterrito con questo genere della musica indipendente. Ormai tutti si fanno belli sui grandi cantanti, Sanremo sì, Sanremo no, e noi invece resistiamo, noi trasmettiamo il 90% di musica indipendente, molta di questa in lingua, in dialetto, per cui siamo veramente una radio a sé stante. E ricordiamo agli amanti del genere che esce proprio in questi giorni la famosa Padania Compilation. Mi hanno detto che è uscita addirittura la notizia anche su Radio 24 e la cosa mi fa molto piacere perché è una bella pubblicità. In distribuzione negli studi di Radio Padania da questo giovedì, chiaramente alle feste importanti della Lega come Pontida. Tanta musica territoriale per tutti i gusti, avremo modo sicuramente di ascoltarla. Intanto però vogliamo chiedere all'Angelo cosa bolle in pentola, perché sappiamo questo a tempi non sospetti, no? Noi già parlavamo no euro. Eccolo lì, vedi? No, siete arrivati ancora prima della Lega. Infatti il titolo, Dai, il titolo è UE, perché Unione Europea, invece lui fa UE. UE. Ascoltiamo UE. Sentite un po'?
Zan Zan Zan, le belle rane. E ce lo siamo presi proprio con l'euro. Zan Zan, vedi, Canta Milano già cantavano questa cosa in tempi non sospetti. 0266203529, c'è qualcuno in linea, pronto? Sì, pronto. Pronto. Quella che è milanese, quella la voce più bella. Grazie. D'un milanese la sua. Grazie, è vero, Perché è vero. che canta anche quella lei del Milan, che è la giornata d'un milanese le fa dai sci, e dà una voce che è stupenda. Ma Grazie, proprio il signora. milanese fatto e finito è lì. Complimenti, è Grazie, molto bravo, grazie. in gamba, Troppo tanti buono. auguri. Anche a lei, signora. Complimenti, grazie. Arrivederci. Grazie, sì, dobbiamo dire che hai proprio forgiato la tua voce per questo genere. Ma io penso, l'unico che pensi, che quando si canta bisogna cercare di cantare chiaro, di far capire le parole, perché tante persone magari parlano, cioè, non si capiscono bene, però la cosa migliore sarebbe appunto di cercare di, cioè, Sì. secondo il mio punto di vista, per l'amor di Dio. No, beh, poi sai, dipende molto anche a volte dall'orchestrazione. Ci sono artisti che si mettono intorno a un fracco di Sì, strumenti, un casino, eccetera, per cui la tua voce galleggia in mezzo agli strumenti e non si capisce quello che appunto, canti. non si capisce quello che canti. Invece la esatto. tua è una musica semplice, fatta con pochi strumenti, Sì, ma sì. buoni, a volte nessuno strumento, Sì, c'è solo solo chitarra la e voce. voce. E sì. questa è la cosa più bella e che rende. 0266203529, pronto? 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 Siamo Sì. pronti? Quanti siamo? Devi abbassare la radio e ascoltarci per telefono. Non si sente. Come non si sente? Ci sente sì per aspetta un telefono. momento. Allora un saluto a Sammy Marin. E io ci sono. Primo. Mi senti? Sì. Angelo. Sì, dimmi. Ciao, Rosanna. Ciao. Ciao Rosanna, ciao. Ho tanta nostalgia e basta. Ah sì? Del passato, sì, quello che vai. si faceva. Purtroppo speriamo di tornare ancora. No, mai più. Speriamo che Milano ritorni alla vecchia Milano, perché sono Magari, quel senz'altro. Quel senz'altro. Comunque vi faccio tanti auguri Grazie. e tanti complimenti. Ciao, un bacione. A tutta la Radio Padana. Grazie. Un bacione a te e tutta la tua troupe. Grazie, ciao. Grazie, vedi, abbiamo fatto venire anche la malinconia, ma certo che viene la malinconia, perché sai, c'era anche una Milano che non c'è più e che si continua a cantare, a ricordare, c'erano tanti locali che proponevano questo tipo di musica e adesso non ce n'è quasi più, ne è rimasto qualcuno? Ti viene in mente un No, locale? che le minga. Hanno distrutto tutto. Specialmente sui Navigli, che era una cartolina di Milano, e su Brera, adesso vedi sui Navigli più secche marocchini, indiani, pelirossi, di tutto e di più. Hanno globalizzato anche i Navigli. E poi hanno dato permessi, se no, dove facevano i quadri, adesso fanno la pizza, il kebab o i panini, cioè veramente cioè, uno straniero che veniva a Milano, andava sui Navigli, vedeva la realtà milanese. Adesso cosa vede? Niente. Mi hai fatto venire la malinconia anche a me. Vabbè. 0266203529, pronto? Pronto? Diretto, Radio Padania. Siamo qua. Allora, intanto tanti complimenti, Grazie. tanti auguri. Grazie. Volevo riferirmi al passaggio dalla moneta unica, dalla lira a qualcos'altro, che si chiamerà non so come. Non ricordo esattamente il periodo in cui siamo passati dalla lira all'euro. Penso sia stato il 2000, vero? 2000-2001. 2000-2001. Sì, esatto. Allora io volevo, al di sopra di tutto quanto si dice, al di là di tutto quello che si dice, volevo ricordare una cosa che forse non tutti hanno avuto modo di viverla come l'ho vissuta io. Nel periodo di passaggio ricordo che gli anziani, le persone anziane, i vecchi di allora, e in particolare ricordo mia madre, poverina, quanti pianti e quante richieste d'aiuto ai figli, aiuteme per piacere, non sono buona, mi imbroia, mi porta via, mi sento che mi porta via schei, soldi. Io parlo in Veneto perché sono figlia di veneti. Sì. Allora dobbiamo ricordarci questo, perché non succeda lo stesso errore, cioè si faccia in maniera che questo non succeda. Ora i vecchi sono
il numero dei vecchi è aumentato rispetto a quello che era allora, parlo appunto del 2000, e quindi essendo aumentati il pericolo che tutte queste persone possano soffrire perché non sanno come reggersi in questa nuova situazione che si va creando, deve essere comunque sempre tenuto presente. Comunque tanta gente fa i danni con l'euro, ecco, l'ha fatto anche contro i vecchietti così. E come c'è qualcuno che grazie signora, grazie, la saluto, signora, buona Padania. È chiaro che adesso si sta molto più attenti, ma soprattutto bisogna far nascere veramente questi movimenti, la Lega in primis, che vogliono portare avanti l'idea di un'Europa dei popoli e non delle banche, di un'Europa che si occupa davvero dei cittadini, di chi ha una impresa e non di quanto una banana sia convergente o un cetriolo sia peloso, e purtroppo queste sono le cose serie di cui l'Europa si occupa, con gli europarlamentari che si vergognano perché spendono le loro giornate e i nostri soldi a discutere dei peli del cetriolo, i peli del cetriolo. Ma dai, non farmi parlare male, per favore. No, parliamone male, assolutamente. Speriamo che in futuro ci sia un'altra Europa. Qualcuno dice ma la Lega vuole uscire dall'Europa eccetera. No, noi vogliamo un'altra Europa, vogliamo discuterne ufficialmente con chiunque ci creda, e sappiamo che non c'è solo la Lega. Vediamo se c'è qualcuno che seriamente vuole parlare di questo problema e del problema delle regioni del nord, del Veneto, della Lombardia, del Piemonte, che non riescono a sopravvivere perché devono continuare a pagare tasse su tasse. Vediamo se c'è qualcuno che ne voglia discutere seriamente con la Lega, ma seriamente, non che dice una cosa e domani ne dice un'altra. In diretta, pronto? Ciao Semi, sono Fabrizio da Cernobbio. Ciao. Ciao Semi, ciao Cantamilano. Ciao. Ciao, ascoltami, invece vorrei parlare di una roba di Milano, mica dell'euro e quella roba lì, di Milano, di nostra città, no? Perché io sono di Cernobile, no? Quando a tornare a casa una volta, quando si era un figlio, vedete in dell'andron, e ti sentivi l'odore dell'es della Sciura Maria, e poi ti sentivi invece l'odore di Pulpet, che era la Carla, anche della e poi ti la gioca tua, ti speciale di mangiare il risotto. No, ormai che ora di mangiata se ne già piena, sentite più che era in giro, no? Era qui roblire anche qui robei che sapeva una volta, che sa sentire una volta, invece adesso passa in giro, più si sentiva l'odore del kebab, del chirop cinese, del ratti fritti. È vero o no? Sì, è vero. Dai, anche una volta a Natale, quando si andava in giro per i cai, sentivo l'odore del mandarin che mettevi nella pelle sulla stua. Che meraviglia che l'era. E poi papà portava a casa la saraca, la buttava sulla stua, dopo con un po' di polenta, pucciamo la saraca dalla polenta e mangiamo la saraca. Perché era la ciuccia che andava in giro. Bei tempi, dai. Ma se ricordi Natale, aspetta che vuoi subito, ma se ricordi la notte di Natale, che quando andavo a messa e il mio papà stava a cacchio una locca, che la mettevo dentro nel forno della stura, no? Le va quasi cotta, sembrava tutto, e mettevo a fare il brindisi, il mio papà se lo rincada la nostra vicina di qua, e il mio papà più ricordare che ha preso la locca quello lì. Ciao a tutti. Ciao. Grazie. Noi chiaramente non possiamo far altro che darvi un piccolo consiglio: se siete genitori o se siete nonni, acquistate qualche CD dei Cantamilano, fateli ascoltare ai vostri figli, ai vostri nipoti, non soltanto le canzoni alla moda, quelle che si sentono a Sanremo o sulle radio commerciali, anche queste che sembrano più sciocchine, più leggere, ma dentro hanno un cuore caldissimo e soprattutto parlano la lingua di voi genitori, di voi nonni, che andrà irreparabilmente perduta se non facciamo questo semplice gesto: comprare un CD dei Cantamilano e metterglielo su a tuo figlio o a tuo nipote, magari quando lo stai accompagnando all'asilo o a scuola. Si ride e si scherza perché ci sono anche canzoni divertentissime dei Cantamilano e si fa un atto di cultura e soprattutto di altruismo gigantesco verso le nuove generazioni. E allora ricordiamo per l'ultima volta l'internet, ma anche un numero di telefono per ordinare la musica dei Cantamilano. Carta e penna: 338 7194 453. Il Cantamilano @tin.it. E la prossima sono delle filastrocche che ho messo insieme ed è uscita una taranta milanese.
fatto con musicisti originali salentini. Forte, vedi, queste contaminazioni, perché giustamente qui a Milano, possiamo quasi dirlo, ci sono più meridionali che milanesi, dici, oh, cosa dici? È così, ma molti di questi parlano anche il milanese. Perché questo qua quando questa canzone, perché mi sono ricordato che mia mamma, per farmi addormentare, mi cantava Dan Lucia, sotto che il gabinotto, che la veggia stria, che la favola il pigotta piange, nella che dà di bot. Allora mica poi ora mi addormentare. Che ci stiamo con la Taranta, ci sì, stiamo. Infatti adesso vediamo. Canta Milano! Milano, e chissà mai se c'era anche la vostra filastrocca tra queste, ne sono sicuro. Senti, al volo ricordiamo un appuntamento vicino ma non troppo, e che riguarda la musica di Canta Milano, ma non soltanto. A Vivodrone il 23 pomeriggio alle 14:30 ci sarà uno spettacolo dedicato a Billy Dardes, che è ricoverato lì, e il titolo è Per un amico, entrata libera, il 23 di questo mese, la domenica pomeriggio alle 14:30 all'ospedale di Vimodrone.
Se siete in zona fate una cosa bellissima, intervenire anche per... Ci saranno i Bisonti, Esatto. poi ci sono i Dani Santa Cruz, ci siamo noi, c'è i Camaleonti, tantissimi artisti. Bella festa in compagnia, per fare un po' di allegria in un luogo chiaramente triste come l'ospedale. Un grande saluto ad Angelo Truffi, canta a Milano. Angelo, sai che quando vuoi c'è sempre spazio per te. Ok, ciao a tutti! Ciao!